Il prodotto alimentare è molto più di quel che si vuol credere, o vi voglio far credere, perché in un contesto di gente alienata, alimentarsi di A o di B è uguale. Per persone che non vogliono entrare in un discorso alienato, l'alimentazione diventa una delle scelte fondamentali. La nostra salute dipende molto dal cibo che mangiamo, però ci interessiamo molto di più di conoscere il medico che curerà la nostra malattia piuttosto che conoscere il contadino o l'allevatore che produce il cibo che poi andremo a consumare. La mia scelta è quella di avvicinarmi il più possibile a quello che la natura ci insegna, con i suoi principi legati sostanzialmente alla vita. Beh, l'agricoltura biologica è un'altra agricoltura, è un'agricoltura che ti fa conoscere più a fondo le cose, che ti fa riflettere di più, nel senso che devi proprio entrare in sintonia con la pianta, con gli esseri viventi. Quando si ha poca resilienza ecologica sarebbe impossibile far fronte agli attacchi dei parassiti o delle muffe se non ci fosse un contesto come quello che si sta cercando di costruire qui, dove ci sono siepi, dove ci sono piante spontanee. La sensazione è quello che stiamo investendo su un qualcosa che forse i tempi non sono maturi oggi, ma lo saranno, forse per i nostri figli e nipoti. Io spero che davvero questa diventi l'unico modo di fare agricoltura, l'unico modo possibile.